Ben ritrovati! Il Sole 24 Ore ha svolto recentemente una interessante analisi sul turismo futuro. Cala la durata del soggiorno, aumentano le nuove destinazioni e anche le nuove esperienze offerte, utili nel turismo trasformativo anche per dopo la nostra vacanza. Serve però più personale qualificato, attualmente solo il 13% è laureato. E le nuove professioni? Sembrano emergere quelle correlate alla capacità di gestire esperienze nell'ambito ecoturismo, dialogando di più con i residenti locali. Ampliano le prospettive quelle correlate ai viaggi virtuali integrati con quelli reali. Servono anche più consulenti nella pianificazione di turismi in armonia con l'ambiente. Vi sono anche nuove professioni, potremmo definirle di frontiera, come l'esperto in salute e sicurezza degli ospiti, anche integrando la vacanza con il lavoro. Inoltre crescono anche le prospettive per i turismi spaziali. Certamente servono più gestori di destinazioni che sappiano integrare tutte le componenti del turismo e anche le nuove tecnologie, con scelte sostenibili, mettendo insieme il lusso, la natura e l'esperienza su misura e autentiche. Grazie e buon lavoro nel mondo delle professioni turistiche.